E buonasera a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in una nuova puntata di Holocron Book Club, la settima, siamo già arrivati a 7, pazzesco comunque, di settimo episodio di questa rubrica che si occupa di approfondire una singola opera, un romanzo, un fumetto, tra quelle uscite il mese scorso e che solitamente vi presentiamo nella nostra diretta di Archivio Jedi. Con me questa sera Deboz e Raghi, e ragazzi buonasera, benvenuti. Sono riuscito a stare un minuto serio per questa introduzione, ma sappiate che qui abbiamo i mail run a 1000 per i panel, per la lotteria della Celebration, però almeno l'introduzione l'abbiamo salvata, l'abbiamo portata Ma a casa. come? Non sei così entusiasta di essere stato sorteggiato solo per il panel sui villain buonanotte, della trilogia sequel? Magari al Repubblica. Magari esatto. Pure nello stage dove è streamato, per cui neanche a dire in quello Esatto. in presenza. Sì, guarda, era proprio il panel che attendevo di più, devo dire. Sì, assolutamente. Guarda, proprio sprizzo gioia da tutti i pori. Ricordiamolo, senza la presenza di Adam Driver. Sì, senza la ovviamente non è senza un villain anche Generali Hux. esatto. Cioè in pratica soltanto The Armid e Gwendolyn Christie. Ecco. In cui Non c'è neanche Andy probabilmente Serkis. Ah sì, Andy Serkis. Ecco, no, ma perché lui per altrimenti Andor, diventa mi sa. veramente una roba. Ma lui è stato chiamato per Andor, non per... Scusate, Richard D. Grant non c'è? Ma non lo penso. so, non lo so. Ma io mi sono iscritto a questo panel, ma neanche guardando che cosa fosse, No, cioè ho detto neanche vabbè, io, cioè, mio. nemmeno io, però. Sì, ma Vabbè. parliamo anche del fatto che proveranno per 2 ore a giustificare che Ian era stato chiamato fin da episodio 7 per fare Palpatine nel 9. Ovvio, Sì. Vabbè, ovvio. tanto, cioè, per me l'importante è oggettivamente entrare al panel di Alta Repubblica, quindi Sì. andare a quello, abbracciare Cavan Scott e basta. Anche a quello di Young Jedi Adventures, che sarà in contemporanea con l'incontro. quello sarà un bel problema. Beh, ma cioè, dai, penso se ne accorgeranno. Io devo dire che non penso se ne accorgeranno. ho Penso intenzione che di fare lo stesso cosplay di CF, perché ultimamente in questi ultimi hai visto la maglietta che gli ho fatto? no, però No, neanche io. aspetta, No, mi sa che forse l'hai mandata solo a lui, sai. sì. Sì, l'ho mandata solo a lui. Aspetta No. che ve la inoltro. Ok. Sto già ridendo. Cioè. E devo dire, è Bellissimo. uno splendido lavoro grafico, devo dire. È bellissimo. Non si vedono bene i colori, però ovviamente sono rosso, bianco e blu, per cui Sì, beh, certo. sì. In onore ovviamente alla bandiera del Regno Unito. Certo, ovviamente. Vabbè ragazzi, torniamo in topic, dai. Siamo qui questa sera. No, dicevo, ha vinto l'adattamento di The Mandalorian, giusto? Sì, ovviamente. Allora, io devo dire che mi aspettavo la vittoria del Sentiero dell'Inganno, per cui comunque sono rimasto. È stata combattuta, perché 44 contro 39%. Però, insomma, alla fine l'ha spuntata Regno Cremisi, anche perché penso anche per il discorso fruibilità, insomma, lo sappiamo, i fumetti sono decisamente più fruibili. E devo dire sono molto contento che i sondaggi siano anche molto partecipati, cioè darvi la possibilità di scegliere l'opera, secondo me è anche un valore aggiunto di questa serie di dirette. Quindi tornando un po' in topic, siamo qui questa sera per parlare di Regno Cremisi. Parleremo principalmente della miniserie, poi ci avventureremo anche un po' sugli avvenimenti relativi alle varie serie regolari, però oggi in realtà ci io già lo dico, non sono minimamente preparato, solo sulla miniserie. Sì, no, ma neanch'io, cioè giusto per dire, ci sono anche quelle cose lì. Però la miniserie è quello di cui parleremo per bene questa sera. Poi magari quando usciranno anche i volumi di Star Wars e Darth Vader faremo una
un'altra diretta un po' più avanti. Mhm. Io direi che prima di iniziare salutiamo un attimo al volo la chat. Ciao Jack, buonasera a tutti, meno male che c'è la live a tirarmi su di morale dopo le delusioni della lotteria. Jack, fratello in Cristo anche tu, saremo Ecco, insieme. scrivici i panel a cui sei stato sorteggiato. Lui, Sei Villains, anche anche lui. lui? Sì, ma i villain praticamente chiunque si sia Ci iscritto siamo l'ha preso iscritti solo perché noi, ragazzi, cioè sì. è Sì, ovvio. esatto. Vabbè. Buccio, buonasera. Buonasera. Andrea, ciao. Anche Damiano. E Cristiano anche. Buonasera, sono entrato solo adesso. Ciao Cristiano. Eccoci qua. Bene, allora, da cosa partire per parlare di Regno Cremisi? Io partirei parlando della struttura rapidamente, giusto per chiarire, e poi vi vorrei chiedere le vostre opinioni, poi anch'io dirò la mia, almeno impressioni un po' generali. La struttura è decisamente più semplice, secondo me, di un crossover come La guerra dei cacciatori di taglie, perché mentre lì si svolgeva tutto nello stesso luogo, nello stesso tempo, con poi una serie di flashback sparsi un po' in giro dei vari numeri, qui abbiamo una miniserie portante che ci mostra come l'Alba Cremisi stia portando avanti il suo piano all'interno della galassia, piano che appunto viene svelato già nelle prime pagine da Kira, ed è quello di liberare la galassia dal dominio Sith, perché se la galassia è dominata dai Sith, nessuno è davvero libero, o meglio, l'unica persona libera è l'imperatore, perché tutti poi si trovano sotto la piramide del potere imperiale, anzi del potere Sith. E lei ha scoperto questa cosa ovviamente durante il suo, chiamiamolo apprendistato, il suo stage da Il suo tirocinio. il suo tirocinio regionale da Maul all'headquarter dell'Alba Cremisi. Detto ciò, appunto, questa miniserie ci mostra come il sindacato criminale porti avanti questo piano all'interno della galassia con vari personaggi, no? Varie linee narrative. Nei nelle 4 serie regolari invece, Star Wars 2020, Darth Vader 2020, Dottoressa Aphra 2020 e Cacciatori di taglie, vediamo episodi, diciamo, che si sviluppano più o meno in contemporanea, ma abbastanza tangenziali, ma diciamo che ci mostrano un po' le conseguenze, però non in maniera poi estremamente diretta, cioè ci mostrano un po' quello che succede agli altri gruppi di personaggi di questo periodo, in questo momento, quindi con l'Alba Cremisi che porta avanti i suoi piani, e quindi un po' le conseguenze. Però è un tipo di crossover molto diverso, potete anche leggerlo in maniera del tutto asincrona. Anzi, io vi consiglio di fare così, cioè prendetevi i numeri e leggeteveli un po' come volete, ecco. Magari leggete prima la miniserie Regno Cremisi, giusto per avere un'idea di quello che è il piano, e poi leggetevi i vari volumi un po' nell'ordine che preferite. Da questo punto di vista io direi che è più un crossover tipico Marvel, cioè il crossover tipico Marvel è la miniserie, che è solitamente l'evento portante, e poi i vari numeri, poi ci sono le eccezioni, ma di solito i vari numeri tie-in cosiddetti in realtà sono appunto o eventi che si svolgono a latere, insomma secondari, oppure conseguenze, oppure punti di vista differenti, eccetera. Difficilmente in realtà i crossover sono veramente interconnessi come La guerra dei cacciatori di taglie, cioè quello è comunque un caso abbastanza particolare, Sì. difficile che sia veramente così. Hanno fatto così, secondo me hanno un po' esagerato, perché poi sono tanti numeri, sono 34, 36, adesso non ricordo più. Sì, sì. In questo caso si torna un attimino nei ranghi. Ci sarà qualche piccola variazione per Hidden Empire, perché bisognerà leggere un pochettino in ordine, cosa che tra l'altro in lingua originale è stata resa più complessa da una serie di spostamenti di date che hanno incasinato tutta la struttura. Ma hai finito Hidden Empire? Perché io sono No, Esce no, il 5 no. aprile, Bene. esce Hidden Empire numero 5.
Ok, Leggendo, bene, in aereo il 6 aprile mi leggo tutto Hidden Empire. Esatto. Ottimo. Leggendo appunto Impero Nascosto / Hidden Empire ci siamo accorti che è palesemente in ritardo di un mese rispetto alle serie regolari. Perché è uscito a dicembre, a gennaio, numero uno scusa, a novembre, numero Sì, 2 sì. a dicembre, a gennaio è saltato, il numero 3 è uscito a febbraio, ma se tu leggi le uscite di febbraio, contemporaneamente ti spoilerano in realtà il numero successivo. Ah, E ok, bello. infatti Afra è saltata a febbraio proprio perché è Esatto. ambientata dopo il quinto numero di Hidden Empire e avrebbe spoilerato palesemente tutto il quinto, e quindi uscirà appunto ad aprile, però dopo il quinto. Sì, per dirvene un'altra, l'ultimo numero uscito di Cacciatori di Taglie, il Sì, 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 sì. 32, 31, adesso non ricordo più, Sì, comunque poco importa. ha a un certo punto una Un tavola, asterisco. c'è un asterisco, vedi Hidden Empire numero 5, ed è una cosa che palesemente avviene in Hidden Empire numero 5, ma Certo. tu non l'hai vista avvenire, cioè è uscito prima la conseguenza di quello che è successo, quindi... Ma infatti all'inizio pensavamo che fosse un errore strutturale a livello di trama, il fatto che una determinata cosa si scoprisse prima in Afra che nella Sì. miniserie. Invece Però no. poi più dettagli fanno una prova e ci siamo accorti appunto che è proprio non è stato strutturato così, ma per esigenze a noi Problemi sconosciute. editoriali, Sì, sì, problematiche editoriali. è stata ritardata l'uscita di un mese della Mh-mh. miniserie. Comunque Jack mi corregge, dice che ha vinto soltanto il panel di Bad Batch, Beh, cioè allora io sarei Veramente. già ballando la samba invece. E invece Buccio dice che sulla testa di Deboz c'è il logo di Libre Comics tipo Rayola. È vero. Sì. È una cosa che ogni tanto succede. Non Anche Invece sono libri e comics. Cristiano dice: "Io della serie 2020 ho solo Star Wars e Cacciatori. Mi consigliate Afra per un fattore di storia? Volendo posso anche skipparla come serie. Se Afra non ti ha colpito, Afra 2020 non ti colpirà, per cui Esatto. skippala pure, insomma. sì, Non è cioè, c'è il sono discorso di d'accordo. Domina Tag che è bello Sì, e c'è tutto anche come dire, ci sono tutti gli aspetti sugli artefatti, sì, esatto. com'è che si chiamano? Non è l'ascendente. Ascendente, Sì, ascendente, l'ascendente, non Vado, anche anche lì, quello, cioè posso cioè ma poi sì, vabbè, come proprio anche proprio. la scintilla eterna. Sì, va bene, sì, vabbè, che in inglese poi è Spark Eternal, quindi è ancora peggio. sì. Sì, Vabbè, ma poi voglio vedere come tradurranno la fermata Cage. Matto. Vabbè. Spoiler, quindi non non Vabbè, spoilerate, non non dico spoilerate. cos'è, dico è una però cosa. niente. Vabbè, dai. Vabbè, allora, le vostre opinioni allora su questo, Regno Cremisi. Iniziate pure voi. Chi va? Vai pure tu, Vado? Devoz. Okay. Chi Vai, va? vai Vai tu? Debuz. Vado io? No, volevo Vai, fare vai, vai. il siparietto di episodio 7. Vadi. Allora, dai, partiamo da quelli che sono i pregi. Appunto, intanto una struttura decisamente più semplice da seguire, perché comunque La guerra dei cacciatori di taglie è decisamente consigliato leggere tutto in ordine. Invece qui uno può anche solo decidere di leggersi la miniserie, che è una lettura non troppo impegnativa, peraltro una lettura anche piuttosto antologica, se vogliamo, perché sono comunque tutti dei singoli Sì, tasselli nel piano di Kira, okay, nel piano volto appunto a abbattere il dominio dei Sith sulla galassia. Quindi sostanzialmente come fossero 4 e mezzo, diciamo, episodi. Dico mezzo perché alla fin fine il quinto un po' tira le fila ovviamente di quello che è successo. Comunque, sostanzialmente come se fossero episodi abbastanza verticali in cui vari gruppi o vari personaggi compiono la loro parte della missione, e l'obiettivo sostanzialmente è molto banale, se vogliamo, è quello di seminare il caos nella galassia e distrarre, diciamo, l'impero, no? Metterlo in una posizione comunque difficoltosa perché ogni angolo appunto della galassia è in subbuglio, in fermento, non soltanto per quanto riguarda il mondo criminale, ma anche per quanto riguarda il mondo, diciamo, legato al lato oscuro della forza e quant'altro. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è di facile fruizione.
rispetto ad altre storie un pochettino più complesse, e paradossalmente non è neanche così legato alla Guerra dei Cacciatori d'Italia. Ovviamente dei riferimenti ci sono, ma se uno cominciasse da lì non farebbe poi troppa difficoltà a comprendere gli eventi. E secondo me, se devo proprio dirne una, forse sono più legati Regno Cremisi e l'Impero Nascosto che non la Guerra dei Sì, sì. Cacciatori d'Italia. Mi pare Beh, ma abbastanza... penso anche per come siano stati pensati, nel senso Sì, che la Guerra dei Cacciatori d'Italia è stato pensato una volta scritto, probabilmente solo si è detto: "Beh, ma c'è ancora da raccontare", e sì, sì, allora sì. ha costruito gli altri 2 in maniera un po' più Secondo me è stata un'operazione Sì. abbastanza simile a quella della serie, infatti non chiamata trilogia, ma serie di Tron, dei mh-mh. romanzi. Cioè prima appunto è stato commissionato il primo a Zahn, poi è andato bene, ok, scrivine un secondo, poi è andato bene, ok, scrivine un terzo. Qua il primo, poi è andato bene, va bene, dai, scrivine altri 2, no? Mh-mh. Fai questa trilogia. Infatti, secondo me si può anche tranquillamente leggere come dilogia se uno proprio magari non ha tutta questa voglia di recuperarsi 34 numeri precedenti. Secondo me tranquillamente Sì, ma forse anche avven- solo la miniserie, sì, no, infatti sì, anche la Mh-mh. miniserie volendo, comunque. No, soprattutto considerando anche il fatto che la Guerra dei Cacciatori di Cagne non è ancora uscita, diciamolo. Anche questo. È uscito prima Regno Cremisi della Guerra dei Cacciatori A d'Italia, livello quindi di volumi, ovviamente. sì, per quanto riguarda i volumi, gli spillati siamo già a posto, però intanto. Detto questo, altro pregio che ho riscontrato comunque è stata, secondo me, la caratterizzazione di Kira proprio, perché da un lato è molto riconoscibile come quella di Solo, appunto, e ci sono cose che dice, osservazioni che fa che sono molto in character, se prendiamo quella di Solo. D'altro canto si vede anche che ovviamente è una Kira più matura, del resto sono passati 13 anni, quindi insomma chiaramente non può che essere più matura, avere un'esperienza diversa, anche perché ha passato alcuni anni sotto la guida di Moll, che non a caso l'ha, insomma, come dire, l'ha iniziata un po' a quelli che sono i segreti più oscuri della galassia. Infatti lei sa benissimo che l'imperatore è un Sith proprio per quel Mh-mh. motivo lì. Del resto mi è sembrato molto simile, no? Un po' al piano che aveva Moll con Ahsoka. Sì, sì. Diverso per il fatto che ovviamente Kira non è sensibile alla forza, non Mh-mh. è direttamente legata a Vader, eccetera. Però di fatto ricalca, secondo me, molto quello che avrebbe voluto fare con Ahsoka, ossia reclutarla come sua apprendista per appunto abbattere il pericolo dei Sith. Quindi sostanzialmente, poi devo dire anche che le varie storie a sé sono godibili, abbastanza, una lettura comunque abbastanza intrattenente, non è mai noiosa, non ha mai dei cali secondo me nel ritmo, insomma una lettura comunque appunto piuttosto interessante. Ci sono ovviamente dei difetti. Io direi che in primo luogo, secondo me, appunto, il primo difetto è che non è una miniserie, e voi mi direte grazie, però non è una miniserie che si può leggere a sé stante. Cosa intendo dire? È ovvio che fa parte di una trilogia, in particolare, come dicevo, di un dittico, però se uno la legge e basta, non trova grande soddisfazione, cioè non ha comunque un suo finale, no? Ce l'ha, ma è abbastanza blando, secondo me. E io trovo che comunque, per quanto ovvio, non è che si debba chiudere tutto, ma sia un po' come una stagione di una serie TV, no? Risulta un Sì, attimino, risulta un attimino forse anticlimatico il fatto che il finale non sia propriamente un finale, no? Ma apra appunto al nuovo arco narrativo, senza appunto risolvere in realtà poi più di tanto. L'unica cosa sostanzialmente è la presa di consapevolezza da parte dell'impero, no? Che c'è qualcuno che sta tramando nell'ombra. C'è un'altra cosa che mi ha lasciato un attimino perplesso
questo è più un dettaglio, però mi ha lasciato un po' perplesso soprattutto una questione di carattere cronologico, ossia noi abbiamo il numero 3 di Regno Cremisi, che sostanzialmente ci presenta la storia dell'archivista. Archivista che si reca a un certo punto nel carcere di Akresker, che avevamo già visto nella serie Afra 2016, e interroga un superstite della Tantive 4, superstite dell'abbordaggio che vediamo in episodio 4 e quant'altro. Il problema è che appunto il carcere di Akresker è ancora in piedi. Questo è un flashback, quindi attenzione, si svolge prima di episodio 5. Comunque, il carcere di Akresker è ancora in piedi, ma questo carcere viene abbattuto in Afra 2016, attorno alla metà della serie, perché la serie ha 40 numeri, attorno al numero 20, forse il 22, ma siamo lì, più o meno a metà della serie. Qual è il grosso problema? È che questo interrogatorio si svolge più di 3 anni dopo episodio 4, quindi siamo veramente a ridosso di episodio 5, no? E però se il carcere viene distrutto in Afra 2016, questo vuol dire che metà della serie di Afra si svolge a ridosso di episodio 5, cosa che va un attimino a sconvolgere le cose. A dirla tutta, soltanto i primi 2 archi narrativi e la cittadella urlante si svolgono prima e il resto si svolge tutto a ridosso di episodio 5. Ora, capisco che magari è una lettura un pochettino più... non voglio dire... Raghi è crollato. Sì, una lettura, non voglio dire appunto superficiale, ma comunque meno puntigliosa, uno insomma può anche non accorgersene e va bene così. Però secondo me questa, di nuovo, questa smania di voler creare questo buco di 2 anni, no, all'interno delle serie regolari, anche del 2015-2016, anche in una maniera un pochettino artificiosa, secondo me non è il massimo. Io credo che sia perché hanno intenzione di inserire qualcosa in mezzo, ok? E credo che sfrutteranno quel periodo di tempo per inserirci delle storie, per poter continuare a mungere la mucca della trilogia originale, in poche parole, e di Vader ancora vivo, soprattutto. Però devo dire che il fatto di comprimere così tanto interi archi narrativi, o prima, o a ridosso di episodio 4 per la serie Star Wars 2015, o a ridosso di episodio 5 per Afra 2016, a me non piace granché. Però non è tanto un difetto della miniserie, ma credo proprio dell'intera direzione. Cioè, quella battuta io sono sicuro che Saul non l'aveva messa, è arrivato Hidalgo, chi per lui, senti, scrivi un po' più di 3 anni fa, perché sicuramente è andata così. E quindi niente, mi lascia un po' perplesso per quanto riguarda la direzione appunto di questi fumetti, che già era un po' traballante vista la questione di Ajax Sigma e del prossimo crossover ancora in arrivo, ecco. Raghi, sei vivo? Sì, ci sono. Ecco, no, ecco, concordo praticamente con quasi tutto quanto detto da Deboz, quindi mi sembra inutile mettermi qui a ripetere esattamente parola per parola ciò che hai detto. Volevo aggiungere anche una critica. Per quanto riguarda gli aspetti positivi sono completamente d'accordo, quindi non è che ne abbia solo di negativi, questo lo premetto. Anzi, però una piccola critica che vorrei fare è anche il fatto che ultimamente c'è questa tendenza a spezzare gli archi narrativi nei volumi, cioè mentre per esempio la guerra dei cacciatori di Tagna c'erano tutti i vari archi narrativi inclusi nei terzi volumi, qua ci troviamo Regno Cremisi che è nel volume 4 e nel 5 di Vader, nel volume 4 e 5 di Afra e nel 4 e 5 di Cacciatori di Tagna, che poi a loro volta si collegano Vader a niente, perché non si collega all'impero nascosto dopo, mentre Cacciatori di Tagna e Afra si collegano poi all'impero nascosto, ma non subito, dopo un po'. Quindi, sì, dopo qualche numero autoconclusivo. Sì. Quindi secondo me c'è il rischio di creare effettivamente troppa confusione. Avrei trovato molto più semplice direttamente fare dei volumi un pochino più lunghi, come poi era anche per Star Wars
2015, dove c'era, se non sbaglio, il 9 o non mi Sì, ricordo, era il 9 che era molto più lungo rispetto agli altri, però sì, 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 sì. se racchiude un unico arco narrativo mi va bene, diciamo. Mhm. In questo modo, secondo me, si spezza la narrazione, che può starci, può aver senso per gli spennati, ma secondo me per le raccolte no, perché alla fine il loro scopo è anche non spezzare la narrazione all'interno di un singolo arco narrativo, ecco. Quindi, e poi un'altra critica che volevo fare, concordando con Deboz, è appunto che effettivamente il Regno Cremisi, la trama generale non va così tanto avanti come avrei sperato, ma è più È vero. un mostrare, diciamo, quello che fanno i personaggi reclutati da Kira alla fine della guerra dei cacciatori di ragni. Cioè, mi spiego, alla fine della guerra dei cacciatori di ragni, nella tavola finale c'è una scena, che poi è la prima, se non sbaglio, di Regno Cremisi, in cui ci sono tutti gli alleati di Kira. Sì. E poi durante praticamente i 5 numeri di Regno Cremisi, più o meno ogni numero è dedicato a un singolo alleato e ti fa vedere cosa fa questo per Kira, però la trama di Kira non è che vada così tanto avanti alla fine, se non mostrarti appunto più che altro qualcosa del passato, come avete detto voi, l'addestramento di Maul, come ha preso controllo dell'Alba Cremisi, il fatto che voglia eliminare i siti della galassia. Quindi sì, questa cosa non l'ho apprezzata più di tanto. Per quanto ovviamente apprezzi la presenza dei Cavalieri di Ren, Deathstick, l'archivista così così in realtà, perché anche il fatto che vada su Dagobah mi sta un po' qui onestamente, Io però più che altro non ho capito tanto, cioè la questione della sua trasformazione, quella cade un po' così dal nulla. sì, Sì, non... cioè, potevano approfondirla di più. Sì, Cioè, si sì, sì, capisce che più lei, diciamo, ha a che fare con robe del lato oscuro, eccetera, eccetera, più peggiora. Sì, Però, ecco, è bello che riprendano, se non sbaglio, un disegno di sì, Dan sì, sì, Chang, sì, un concept art sì, originale, giusto? sì, Da episodio 1, se non sì, sbaglio. era uno dei concept per Maul, Sì, sì, sì. Quindi bello che come sempre non si butta via niente. ovviamente, è butta anche bene. giusto così. È anche giusto così. Sì, tra l'altro una piccola chicca, magari lo avete notato tutti e vabbè, però negli Orfani, che sono il gruppo di cacciatori di cani guidati da Chanas Cha, c'è anche Imara Vex, che è uno dei personaggi giocabili di Hunters. Sì. Ah, è vero, non ci avevo fatto caso. E Non ci avevo fatto caso, è tra vero, sì, l'altro sì, sì. anche lì ho apprezzato che abbiano ripreso Chanas Cha da Nando. Mhm. Sì, Mm, poco usata Cianaccia, devo dire. sì, Sì. sì. Peccato perché almeno in Lando faceva a me aveva fatto un'ottima impressione. Mhm. Sì, era comunque un personaggio interessante, e sì, magari in qualche futuro la riprenderanno, come anche Mhm. penso riprenderanno i Cavalieri di Ren in generale. Sì, 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 sì. No, sicuramente. Beh, io ho il sogno dei Cavalieri di Ren nel Mandoverse, ovviamente. Beh, guarda che Eh, potrebbero, per sì, come sì, stanno sì, matti in culo, potrebbero. ma no, questa stagione non penso, però nella No, prossima. no, No, dico in no, beh, questo. sì, sì, chiaro, chiaro. Sì. Sì, devo dire, concordo con tutto quello che avete detto. Allora, io come già avevo un po' accennato in Archivio Jedi, diciamo, l'unico difetto vero e proprio che trovo a Regno Cremisi è, e poi lo leggerete anche, penso domani o dopodomani, quando uscirà la mia recensione sul sito, è la scala delle cose. Mm. Sì, E cioè, nel senso, mi fa piacere che Regno Cremisi sia un volume, un fumetto basato su una storia, su un casco orale, che non sia soltanto la vicenda di Kira. A dirla tutta, Kira è una protagonista che non compare neanche così tanto. Cioè, lei mette giù le sue pedine
parla, racconta, ma non è protagonista in termini di foliazione, di È la aparizione di controparte pagine. dell'imperatore nella trilogia originale, cioè che si sente la sua presenza anche se non è E presente. esattamente. Quindi io ho apprezzato molto questa cosa, ma la domanda che mi martellava a ogni pagina, e che secondo me il fatto che questa domanda ci sia, comunque almeno per me è un po' un difetto, è come può tutta questa vicenda essere meno rilevante della guerra civile galattica? Perché questa vicenda mi sembra fondamentale per le sorti della galassia. Cioè non stiamo parlando di bazzecole, non è l'ennesima schermaglia tra impero e ribelli, che per carità, bene che non sia l'ennesima schermaglia, però viceversa, così tanta roba con così tanti personaggi per qualcosa di così tanto centrale, non voglio dire, mi avessero messo, che ne so, un qualche moff imperiale importante, non so chi potrebbe esserci di vivo in quel periodo. Rae. Abbiamo, che ne so, Mm, Gerrod, abbiamo di non so, vivo, però Sì, è ma un qualche... anche per alla morte non Snow, Snow, Sì, poi anche in realtà anche Grandios Rax volendo, cioè mi avessero raccontato di come scomparso completamente. Kira o chi per lei, insomma, porta avanti una campagna anche importante contro un Moff o contro Mhm. Un grande un ammiraglio. grande ammiraglio dell'imperatore, insomma, qualcosa del genere, l'avrei sofferto di meno, ma qui si va a colpire direttamente l'imperatore praticamente. Cioè è Sì. qualcosa di grosso e anche le parti coinvolte, ci sono tutti i sindacati criminali che combattono La tra di guerra dei loro. sindacati. C'è la guerra dei sindacati che è ancora forse più importante della guerra dei cacciatori di taglie, cioè Sì, la sì, guerra sì. dei sindacati non si percepisce bene dalle pagine, ma è una cosa di una proporzione immensa. Quindi quello che a me ha dato un po', non è neanche fastidio, però era una domanda che io mi facevo, ma davvero noi dovremmo essere, cioè, in che modo le vicende di Luke della trilogia classica sono più importanti di questa roba qui? Ma è la stessa cosa dell'assedio di Mandalore con episodio 3, che a volte cita CF. No, Meno, esatto. Lì Di meno. meno, sono d'accordo con Deboz. secondo me di Cioè, meno, però il concetto è un po' lo stesso. Cioè, questa roba è enorme. Comunque attenzione, le vicende di episodio 3, cioè, hanno la distruzione totale dell'ordine Jedi. L'assedio di Mandalore, per quanto importante, per quanto ci sia Mole, eccetera, è una battaglia che dura 2 sì, giorni e finisce sì, lì. sì. Sì, Cioè, sì, nel sì. Sì, senso, ma poi alla fine anche su Mandalore, diciamo, può sembrare importante a noi perché conosciamo Ahsoka, Sì. perché esatto. conosciamo Bo-Katan, perché conosciamo Maul, però in una Però, guerra che sta andando avanti da 3-4 no, beh, anni, certo. Però chi se ne ecco, frega? tra l'assedio di Mandalore e la cattura del generale Grievous, eh, qual è più Beh, ma stimolante cattura... secondo me? Ma Ma è comunque il generale stimolante, Grievous, attenzione, è sì, in quel momento comandare... capo dell'intero esercito Esatto, separatista. Maul da esatto. Sì, solo, per è una carità. scheggia Sì, sì, impazzita. Quindi. Sì, sì, magari però cioè, secondo me il fatto è che appunto per uno spettatore potrebbe sembrare più importante una Sylvie Mandalore, però sì, a sì. livello galattico non sono paragonabili le due cose. Sì, Cioè, adesso se uno dovesse fare un paragone proprio un po', adesso un po' magari pesante, però immaginate di avere da un lato uno stato guerrafondaio, no, che vi sta attaccando e dall'altro di avere un gruppo terroristico di 10 persone. È ovvio che magari fa più risonanza, no, il gruppo terroristico, però oggettivamente è meno importante, cioè è una minaccia eh, meno pericolosa di quella della superpotenza armata fino ai mhm. denti. Sì, Però, soprattutto perché in teoria Maul non attacca la Repubblica e i separatisti, sì. esatto, Mhm. attacca Sta, solo Mandalore, quindi sta di fatto che Sì, sì, per Regno Cremisi la questione è sì, invece c'è in pieno, perché nel sì, secondo senso, me qua sì. cioè mi sembra che l'Alba Cremisi sia molto più una spina nel fianco
dell'impero rispetto alla ribellione. Quello sì, ma infatti e- per questo che dicevo che non ero d'accordo sul paragone, Esatto. perché qui l'Alba Cremisi è molto più pericolosa che non Maul il tempo di episodio 3. Ti dirò di più, se tu fai cioè, se tu pensi un attimo all'ordine degli eventi, no? Mhm. Abbiamo episodio 5 che per quanto sia considerato il capo, è un film comunque su scala abbastanza piccola, cioè la Beh, sì. ribellione sono 4 scappati di casa su 8 e poi Sì. su Bespin sono in 3, ci sono i 3 Esatto. personaggi classici e basta. Episodio 6 va bene, c'è la morte nera, succede poi la morte di Vader dell'imperatore, beh, Dio, dell'imperatore è una parola grossa, però nel senso ci siamo capiti, comunque la sconfitta decisiva dell'impero va bene, però di per sé Sì, anche decisiva è una parola grossa pure a quel punto, pure sì. visto quello. che poi sarà già Q, ecco, però capito? Quindi alla fin fine, tra episodio 5 e 6, comunque che ricordo, distano meno di un anno tra di loro, cambia l'anno in mezzo, ma meno di un anno No, abbiamo. che scusami, dico solo una postina. Volevo dire, almeno hanno distrutto la super arma più potente dell'impero. Ah no. Neanche quello, c'era la flotta di Star Destroyer già pronta, la base Starkiller è in costruzione. Vabbè, comunque abbiamo, cioè rendiamoci conto che abbiamo episodio 5, poi la guerra dei cacciatori di taglie, che comunque coinvolge i sindacati su scala galattica, eccetera. Regno Cremisi con la guerra dei sindacati, che non è altro che l'espansione sostanzialmente della guerra dei cacciatori Sì, d'Italia, anziché praticamente sì. contendersi Han Solo, si contendono Il in favore questo caso. dell'imperatore. Sì, esatto, ma poi è proprio una faida in piena regola tra tutti i sindacati criminali, con basi distrutte, sabotaggi, attacchi ovunque, eccetera. Poi sì, si vede in due tavole, ma ciò non vuol dire che la scala sia ridotta. Esatto. Sì. Dopodiché abbiamo, cioè, i Cavalieri di Ren che attaccano Mustafar e la fortezza di Vader. Cioè, non so se Sì. caspita. Sì, è abbastanza grossa come Sì, ma cosa. l'archivista che va su vabbè, c'è andata prima, però che va su Dagobah. Cioè, abbiamo delle cose incredibili, se ci pensiamo. Poi abbiamo l'Impero Nascosto, Hidden Empire, adesso non stiamo a fare spoiler, però comunque cioè, la posta in gioco è elevatissima. E poi quello che succede dopo, il problema, che non fa che andare ancora più al Sì, sì. rialzo. Cioè, dopo Hidden Empire succede una cosa Fuori in di Star testa. Wars e Darth Vader che è fuori di testa, c'è veramente una roba importantissima, dinanzi al quale qualunque film impallidisce. E non solo, poi abbiamo il crossover di AX Sigma che sta arrivando e io non credo sarà una miniserie unica, perché anche quello potenzialmente è così rilevante, perché sarà questo, cioè proprio una roba di nuovo su scala galattica, che alla fine, ma episodio 5, episodio 6, ma cosa sono di preciso? Sì, esatto. È un po' questo per me l'aspetto un po' negativo. Poi non so anche ragazzi in chat, chi ci sta seguendo, cosa ne pensa, perché a me la miniserie è piaciuta molto, mi è piaciuta Sì, anche a vabbè. livello Sì, grafico, il mi è problema è piaciuta quello. l'impostazione antologica, tanti personaggi, combinazione di cose, Kira che fa un po' come dire, da presenza oscura, un po' che aleggia. I Sì, disegni mi sono piaciuti molto, financo i colori di quel cane di Guru e FX andavano bene. Stavolta Sì, ma io credo che sia un collettivo, Guru e FX. sì? E quindi Non so. secondo me sì, però non sono No, secondo me sicuro. no invece, ma al di là di questo, credo che Comunque anche anche dipenda un po' dallo stile di disegno, cioè sì, no, è una persona sola, sì. comunque credo che Multitalented individual è definito. ma perché? Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Esatto. Vabbè, comunque al di là di questo, ma io credo anche che sia una questione comunque di disegni, perché ci sono disegni che si adattano meglio a determinati stili di colorazione e viceversa. Io credo che quei disegni plasticosi e Di soprattutto Roca, con le ricalcati. fotografie Sì. stampate lì di La Roca,
cioè veramente non si potessero vedere con la colorazione molto gommosa a sua volta, no, di Sì. Guru FX. Se invece lo mettiamo su un disegno comunque più cartunesco, se vogliamo, più fumettoso come questo, che è un po' più Sì. standard come Sì, disegno, sì. non è Sì, sì, appunto sì. una roba No, bello che perché poi tende al ha fotorealismo. una è molto cioè è molto morbido come disegno e Sì, si sì, sposa sì. bene poi con la morbidezza dei colori. Sì, A sì, me è sì. piaciuto molto, io ci metterei la firma per altri Ma fumetti, infatti il disegnati così problema devo è dire. questo, cioè secondo me il duo mortale era proprio La Roca e Guru FX, perché da un lato c'è questo stile di disegno, a parte c'è un disegno orrendo in primis, perché da Sì. quando ha cominciato a prendere 4-5 serie al mese non ne ha più azzeccata una La Roca. Posso anche capire il motivo, però poi questa mania del disegno fotorealistico che Tra l'altro anche vedi. su Alien mi Sì, dicono. sì, 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 una porcheria unica. Sì, 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 l'ho visto. Avevo provato a leggerla, la serie è una roba imbarazzante a livello di disegni e colori, anche quello. Ma appunto, il problema credo che, tra l'altro, questo stile fotorealistico che adotta solo lui, credo, cioè nel senso non ho mai visto altri, almeno su Star Wars, non mi è mai parso di vedere. No, Forse così qualcosa tanto di no. Magents c'era qualcosa, Sì, va bene, ma di però recente, cioè negli ultimi 10 anni non mi pare sia uscito nulla di così obbrobrioso, a parte, vabbè, no. poi altri disegni Beh, obbrobriosi per altri Revelations, motivi. però vabbè. Revelations penso sia una scala a Ah, livello di sì, vabbè, disegno, è proprio una Revelations è un scala a Luke sé. Skywalker che, no, sembra Mark Hamill adesso, il Luke Sì, di sì, sì. Revelations. No, seriamente, seriamente. Sembra Mark Hamill a 70 anni, non Luke a 30, quindi vabbè, ma quella è un'altra questione. Comunque sì, credo che sia proprio una questione di abbinare il colorista giusto al disegnatore giusto. Quando ciò avviene, Ario, Annalisa. sì, beh, quello è una combo perfetta. Ma un'altra combo perfetta è quella di Star Wars 2020 del primo arco narrativo, che aveva dei disegni molto belli e dei colori molto belli. Aspetta, vado a cercare chi fossero. Beh, ma Sì, sì. anche Castiello, Sì, sì, sì. Allora, Star Wars funziona. 2020. Più tradizionale, più classico, insomma. Ah, ecco, vedi, scusa, Castello, scusa. Sì, 2020. Sì, era no, No, ma Castiello ha Jesus fatto numeri in Sides. ha fatto, avanti. sì, sì, ha fatto volume 3, ha fatto qualcosa di Sì. volume 3, Castello. Comunque Jesus Sides e Arif Prianto erano disegnatore e colorista, che secondo me insieme sono perfetti. Se voi vi andate a vedere quei disegni, anche a livello di palette, perché una cosa che secondo me su cui non si punta mai abbastanza l'attenzione è proprio la scelta della palette di colori. Sì, sì. La trilogia originale ha un immaginario preciso, che sono scale di grigio, scale di marrone, scale di blu, Sì, spento, colori un po' sì. desaturati, no? Non sono Qualcosa di mai arancione sì, per non ci sono Tatooine. mai colori, a parte le tute dei piloti della ribellione, che sono Sì. arancione, difficile che ci siano Catari colori frangenti. accesi, anche perché Wilrow Hood. sì, però difficile che ci siano, no, colorazioni molto accese. E secondo me certe volte si esagera, cioè io penso ad esempio anche alle ambientazioni degli archi finali magari di Star Wars 2015, cioè anche ambientazioni ad esempio super luminose, cioè paradossalmente su Mon Cala, no, che è luminosissimo, Sì, sì, sì. non ci sta tanto bene, cioè sarebbe stato meglio magari un paesaggio più nuvoloso, piovoso, eccetera, no? Quindi si sposa meglio con quelli che sono i toni proprio della trilogia originale. Sì, sì, sì. Bene, bene, bene. No, sono insomma contento che condividiamo un po' di impressioni, appunto mi sembra che l'abbiamo, approfondita direi abbastanza bene. Per chiudere vi farei 2 domande lampo, ma proprio cioè domanda e risposta, okay? La prima, così rispondete entrambi, dico anche la mia, la prima è: dopo aver letto, La guerra dei cacciatori di taglie, cosa vi aspettavate da Regno Cremisi? E se questa cosa corrisponde o meno, ovviamente, poi a quello che avete letto. Vai prima tu, va Raghi, stavolta. Non mi aspettavo esattamente una serie così, soprattutto
Nascosto non mi aspettavo. Vabbè, dopo Avrei Metto avevano già annunciato sia Regno Cremisi che Impero Nascosto, se non sbaglio. Sì, sì, questo sì. Inizialmente di sicuro non mi aspettavo una trilogia di crossover, questo no. Dopo Avrei Metto, da Regno Cremisi, mi sarei aspettato forse qualcos'altro. Come ho detto prima, mi sarei aspettato più ciccia su Kira, forse un po' meno sui personaggi secondari, diciamo. Anch'io, questo Mm, anch'io. e soprattutto, a parte ciccia su Kira, diciamo, più sviluppi di trama all'interno di una singola miniserie. Mhm. Perché comunque leggendo Impero Nascosto mi sembra che stia progredendo, sicuramente sta progredendo molto più velocemente di quanto abbia fatto ehm, di Regno quanto abbia Cremisi. fatto Regno Cremisi, sì, forse un po' troppo. Mm. Forse un po' troppo. Anche se secondo me, ad esempio, l'Impero Nascosto, cioè siamo arrivati a 4 numeri su 5, Sì. non è che abbia No, detto tanto, cioè, no, il problema è proprio che dice tutto alla fine, è proprio quello il problema. Cioè avrei spalmato meglio una sì, sì, trama sì. sia all'interno dell'Impero Nascosto che anche all'interno di Mhm. Regno Cremisi. Mhm. Magari, diciamo, spalmando sia la trama di Kira, sia quella dell'Alba Cremisi che quella dei personaggi secondari all'interno di entrambi i Sì, sì, numeri sì. della trilogia, diciamola così. Sì. Tu, Deboz? Io sono sostanzialmente d'accordo con Raghi, forse avrei preferito qualcosa di più schematico, se vogliamo, a livello di sottotrame, cioè magari i personaggi secondari che sono molto molto presenti qui, magari li avrei un attimino, non dico relegati esclusivamente alle regolari, ma magari a ciascuna regolare e alla miniserie avrei dato 5 direzioni ben precise che andassero comunque a confluire in un unico punto Un po' più d'arrivo. di organicità tra Sì, le esatto. varie serie, questo sì, anche su questo sono abbastanza Mh. d'accordo, perché anche alcuni numeri, penso a quelli di Luke, sono abbastanza scollegati dal resto. Sì, sì, esatto. Esatto, cioè il problema più che altro è quello: da un lato c'è stato l'eccesso della Guerra dei Cacciatori d'Italia, in cui era tutto di seguito una roba, cioè tutto interconnesso in una maniera esageratissima. Qua secondo me si è forse addirittura quasi peccato un po' al Sì. contrario, cioè si è voluto inserire tanto nella miniserie, i numeri delle regolari sì, ogni tanto son collegati, ogni tanto son scollegati, ogni tanto una conseguenza, ogni tanto insomma, forse una roba un pochettino più organica e lineare, forse sarebbe stata Sì, meglio. secondo me poi nell'Impero Nascosto si va ad aggravare una cosa che diceva Deboz, perché Star Wars e Darth Vader non sono collegate al crossover. Mm, Afra sì, abbastanza, ma Cacciatori d'Italia in teoria sì, ma in pratica In pratica no. no. E solo perché ci sono cacciatori di taglie che operano nella Sì, storia sì, dell'Impero Nascosto, quindi sì, sono per quello però sostanzialmente. sì, di per Cioè sé non alcuni personaggi che normalmente abbiamo conosciuto in Cacciatori di Taglie sono presenti nell'Impero Nascosto e quindi si può dire che sono collegate, sì, però sì. E Valance per poi dire vabbè, non nel c'entra numero niente. 31, 32, quel che è, Sì, sì, sì. c'è una conseguenza di Impero Come Nascosto. visto in però anche lì forse qui si pecca ancora di più, cioè un minimo anche Star Wars e Darth Vader ne avrei collegate, soprattutto perché poi Vader c'è. Sì, Mm, vabbè, c'è in tutti i numeri di tutte le serie, sì, quindi è una sì, roba il problema è che poi Vader c'è, ma evidentemente l'arco narrativo di Darth Vader è ambientato in un momento diverso sì, 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 sì. rispetto a Hidden Empire, quindi Sì, quello è un po' un paradosso, perché abbiamo sì. Vader in Hidden Empire, poi in Cacciatori di Taglie, in Afra, in Star Madonna. Wars e in Darth Vader. Cioè, e in In tutte e tutte 5 le fa cose serie, diverse. sì, ovviamente non può, cioè, del tipo, comincia a fare la missione A in una serie, comincia a fare la missione B in un'altra, le finisce nei 2 numeri che dovrebbero essere paralleli, no? Per dire, non può essere in No, è entrambe le impossibile. è Sì, sì, secondo me non è capito. chiarissimo cosa si svolge quando. No, esatto. Ci abbiamo provato a ragionare, probabilmente con la fine di Hidden Empire, con l'uscita dei prossimi numeri di Star Wars e Darth Vader, Capiremo un po' meglio. sarà intuibile, diciamo così. Sì, 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 sì.
L'altra domanda in realtà non ve la posso fare perché voi avete già letto Hidden Empire, quindi volevo chiedervi Cosa ci insomma aspettiamo? cosa vi aspettavate insomma ulteriormente da Kira così. Inizio io visto che non ho letto ancora Hidden Vai. Empire. Allora, io immagino che Kira uscirà molto di più allo scoperto e portandosi dietro non fate faccia, poi non vi guardo neanche. Guardo in camera e basta. E portandosi dietro Cadelia, immagino che l'impero nascosto sia, cioè nel senso sia l'impero di Kira e che lei in qualche maniera cerchi di unire i vari sindacati che ha messo prima contro e tutto il discorso che c'è con Cacciatore di Taglie, prenda lei e in qualche maniera cerchi lei di comandare questa cosa. Poi come effettivamente possa andare a scontrarsi, non ho neanche letto Revelations, per cui come possa poi andarsi a incastrare tutto ciò con Darth Vader, con Star Wars e con Ajax Sigma, non ho idea. Questa è Io e l'unica... Roghi ridiamo perché Revelations credo sia uno dei fumetti più brutti mai usciti negli ultimi anni di Sì, ma Star in, Wars. in tutti i sensi, storia, disegni, senso di Bruttissimo. esistere, Però premessa. ha la variant di Peach Momoko con Afra, che è il motivo per cui io ho Revelations. Potrei Sì, leggerlo in effetti. però Sì, però poteva fare qualche variant anche di Afra, diciamo. Sì, esatto. a parte Se che uno... secondo me lo puoi anche leggere tranquillamente ora, cioè Sì. Insomma, il fatto di Revelation è che spoilera tutto quello che accadrà probabilmente quest'estate e questo autunno sì. a Mhm. gratis, cioè Ah, senza... No, ma la cosa bellissima è che ci sono tavole che nei numeri successivi compaiono proprio, cioè hanno preso tavole dei numeri già no, pronti, davvero? giuro. No, ma Più o meno Praticamente sì, più o meno eh, sì. non volevo s- saperle queste cose, ragazzi. ci Adesso sono chiudiamo Perché, la perché live. c'è il nome, ci sono i nomi di tutti Di gli tutti. autori, o non Ah, e proprio allora tutti no, ma sicuro. più o meno sì, di tutti Sì, gli autori sono delle varie delle milioni. mini serie e regolari. Sì, sì, no, comunque è clamoroso. Allora, ci sono intanto spoiler, veramente le uscite, ma anche le uscite del mese dopo, tipo Sì, sì, spoiler, c'è una roba allucinante. Poi disegnato in alcune tavole da cani. sì. La Quindi storia Luke Lee, ha una premessa che è ridicola a dir poco e che anche la risoluzione è ridicola, cioè in realtà è tutto un pretesto per farti gli spoiler del futuro, no? Sì. Ma non ha, cioè, vabbè. Sì. visione dal futuro. Sì, no, ma poi non ha proprio senso, non ha proprio senso niente. Cioè, vedrai, lo leggerai, io l'ho letto, è uscito a novembre, no? Se non sbaglio. Sì, sì, Io sì. l'ho Sì. letto tipo il giorno dopo, ero in hype devastante, no? Oddio, perché poi nella sinossi, il futuro di Star No, Wars, cioè, ma poi dice il fumetto degli ultimi 10 anni che non vi potete assolutamente perdere. sì, sì, esatto, cioè, la sinossi c'ha delle robe, ho detto, oddio, chissà cosa ci annuncia, Vabbè. cioè, Mamma mia, male. mamma mia. Va bene, va bene. No, ma poi Allora, è anche indecente il fatto che tu, cioè io ho detto ad Eboz, ho fatto notare tipo alcune cose che non aveva notato, tipo alla prima lettura, perché ti butta in mezzo così tante cose che tu leggendolo una volta non ne noti nemmeno tutte. Sì, 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 sì. Tu veramente devi prendere tutte le tavole, estrapolare ogni dettaglio Sì, e vedere ogni che tutto è centimetro. stato... Cioè sì, magari sì, sì. una splash page di 2 pagine e c'è tipo Luke, Vader, Neancenne, Afra, Sana Starros, Ansono, Yoda di qua, Sì. tutto, Sì, perché poi qualsiasi spoiler cosa, tutte le serie, anche quelle anche nei anche mini. Han Solo e Ottimo. Chewbacca, Yoda. Sì, sì, Fantastico. sì, sì, sì. Fantastico. Beh, non penso sia spoiler dire che c'è pure un mini pezzettino di tavola ambientata nell'Alta Repubblica, quindi proprio Sì, ambientata, mostra una visione ambientata nell'Alta Repubblica, quindi proprio Mhm. per sì, tutti i sì. gusti proprio. Va bene, mi avete proprio hypato per i prossimi numeri, No, per no, cui ma ti giuro, io grazie. ci sono rimasto di un male quando l'ho letto, poi l'ho letto la seconda volta ancora peggio. Va bene, allora io andrei in chiusura di questa live ricordando un attimo i nostri appuntamenti per le prossime settimane. Mm. In realtà la schedule non cambia minimamente, No. però ci teniamo a ribadirlo. Giovedì prossimo, quindi giovedì 30,
diretta di A Rainy Day in Sundari, Mhm. commentiamo il finale di The Bad Batch, Sì. perché ci usciranno 2 puntate, quindi commentiamo il finale di The Bad Batch e il quinto episodio di The Mandalorian. Infatti è stagione 3. l'ultima puntata di A Rainy Day in Sundari, perché poi esatto. ritorna Sundari Nights Live. Poi non assicuriamo niente a livello di impegni, ma lunedì prossimo potremmo fare una diretta per parlare della Celebration. Dipende da quanto abbiamo email girate, ovviamente. Poi Io farei una diretta solitaria di CF a ruota libera. Mettiamo in rate ha vietato minori di Esatto. 18. Allora, secondo me lunedì 3 è il momento in cui apriamo il podcast in stile Zanzara, in cui però parliamo di Star Wars, ma con quei toni lì, in cui finalmente ci sfoghiamo per una volta. Guarda che... Secondo me avrebbe un successo devastante, Sì, tra appunto. l'altro. Gamorrean Fight Club, ma a senso unico. Sì, esatto. Noi contro il Fight Club Lucasfilm. contro Star Wars. The people versus Lucasfilm. Versus George Lucas, sì. Esatto. In questo caso però. Poi avremo giovedì 6, confermiamo la diretta di Sundari Nights Live da Londra. Quindi potrebbero esserci problemi di connessioni, casini di vari, orari, esatto. Venerdì? Giovedì. No, avevo capito venerdì. Okay, no, giovedì 6, pre-celebration, quindi ancora saremo contenti. Lunedì 10, post-celebration, lì ci lasciamo andare, ragazzi, cioè sarebbe una... Vi ricordiamo quali sono le uscite, non commentiamo niente e lì vi raccontiamo di com'è andata, nel bene e nel male. Soprattutto nel male, Soprattutto nel male, esatto. Vediamo, potremmo anche anticipare la diretta se veniamo cacciati, non ci permettono di entrare più alla Celebration, perché potrebbe essere anche questa una possibilità. Che veniamo cacciati tipo il primo giorno e allora non ci fanno più entrare. Dio CF ha buone possibilità, devo dire. Perché sono con la maglietta. Visto il cosplay, visto ciò che indosserà, ha buone possibilità. Io però ho il biglietto al pane di Ahsoka, vorrei andarci, lo dico. Al massimo mi faccio cacciare quando finisce quello. Quindi poi lunedì 10 facciamo una diretta di Archivio Jedi un po' sui generis, in cui in realtà parleremo della Celebration e poi si continua tranquillamente come sempre. Quindi mi raccomando, niente ragazzi, carichi, vi avviseremo se effettivamente facciamo questa diretta lunedì 3 o se invece non se ne fa niente, come potrebbe essere, ecco, vedremo. Deboz, raghi, io vi ringrazio molto per aver partecipato questa sera, un sacco per i vostri commenti anche molto preziosi in vista di Hidden Empire e tutto quanto. E di Revelations, esatto. Ringrazio Francesca, Jack, Marcello, Carlo, Cristiano, tutti quelli che ci hanno seguito questa sera. Vi invito a continuare a seguirci qui su YouTube e su tutti i nostri social, Telegram, sul sito, eccetera, eccetera. E vi auguro delle buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao! Ciao a tutti!